Buonasera dal Palatedeschi Serie A, il Giro di Boa torna a giocare in casa il GG Teamwear Benevento 5 che ospita la Fortitudo Pomezia per l'ultimo turno del girone d'andata. Andiamo alla lettura delle formazioni con il Benevento che schiera col numero 3 Iosema, 6 De Crescenzo, 9 Fabigno, 10 Titon, 14 Bolognino, 17 Arbonio, 20 Guerra, 21 Pastore, 22 Marchesano, 32 Ielmi, 77 Colletta, 93 Lolo Suazo, allenatore Fausto Scarpitti. Risponde il Pomezia con il numero 4 Gattarelli, 5 Mentasti, 9 Ruggero Lopez, numero 11 Bueno, numero 12 Gattarelli Alessio, numero 16 Cutrupi, 17 Cutrignelli, 18 Raubo, 22 Moliterno, 26 Matteus, 30 Dudu, allenatore Ciccio Angelini. Il primo arbitro Chiara Perona della sezione di Biella, il secondo Paolo De Lorenzo della sezione di Brindisi. Il crono sarà detto da Francesco Sgueglia della sezione di Finale Emilia. Le squadre si stanno salutando, come abbiamo detto, l'ultimo turno di andata con il Benevento che cerca punti in chiave salvezza. Il Pomezia invece è alla ricerca di un posto per le Final 8 di Iesi di marzo. La squadra di Angelini è praticamente dentro. Un punto basterebbe per la matematica certezza, però può anche andare in caso di sconfitta. Stiamo parlando ovviamente nel campo delle ipotesi. Benevento che quindi rinuncia a Scitao e Ramon che sono fuori. Michelangelo è squalificato nelle fila del Pomezia. Tutto pronto per l'inizio del match. Foto di rito per il Benevento che ha perso l'ultima gara nel derby campano, il quarto stagionale contro la Sandro Abate per 2-1 dopo aver vinto la settimana prima, alcuni giorni prima, il derby infrasettimanale contro il Sala Consilina. Ottimo momento invece di forma per il Pomezia, reduce da ben 7 risultati utili consecutivi nel 2025, 3 vittorie e un pareggio. La squadra di Angelini è on fire, se vogliamo dirla così. Benevento che in questa prima frazione di gioco attaccherà da sinistra verso destra e il Pomezia in maglia bianca da destra verso sinistra. Benevento invece con la classica divisa giallo-rossa. Le due squadre in passato si sono affrontate più volte, soprattutto nella stagione 2021-22, quando il Pomezia vinse, fece il double con la vittoria dei playoff, che era allora una sorta di campionato, perché chi arrivava primo non vinceva il campionato. Il Pomezia vinse i playoff successivi e vinse la Coppa Italia. Le squadre si affrontarono ben 3 volte, perché il Pomezia vinse contro il Benevento nel turno di playoff. Qui invece il Benevento nel 4 febbraio del 2022 vinse contro il Pomezia. Quindi ci sono tanti precedenti, tante storie da raccontare per questa partita con il Pomezia che darà il calcio d'inizio. Andiamo anche a leggere i quintetti delle squadre, con il Benevento che schiera Marchesano, Iosema, Bolognino, Lolo Suazo ed Arvogno. Risponde il Pomezia con Moliterno, Raubo. Intanto arriva il fischio, parte il match. Ruggero Lopez, Matteus e Cutrupi a completare il quintetto di Ciccio Angelini. Intanto subito Moliterno in avanti, colpo di testa di Cutrupi, la tiene Marchesano che fa subito correre Lolo Suazo. Occhio che Bolognino ha spazio, Bolognino la finta, Moliterno lo ferma prima. Grande occasione dopo 17 secondi per il Benevento, con il Pomezia che si è fatto prendere in contropiede. Intanto Lolo Suazo calcia sul fondo. Subito una chance per la squadra di casa con il tentativo di Bolognino che ha tentato la giocata. Rivediamo questa transizione, il passaggio di prima di Lolo Suazo per Bolognino. Grande intervento di Moliterno che dice di no e ferma l'avanzata del numero 17. Riparte il Pomezia, intercetta lo stesso Bolognino, il passaggio in verticale di Cutrupi. Abbiamo iniziato col botto, questi 28 secondi, già un'occasione, già il Pomezia che attacca. Ci sono solo 2 posti per 4 squadre per le Final 8 di Iesi. Bolognino tenta di incunearsi, fermato da Raubo, non c'è fallo, riparte Cutrupi che ha un po' di spazio, Ruggero Lopez, Marchesano risponde presente, occasione Pomezia, tenta di ripartire Bolognino, la palla arriva da Arvogno che lotta con Raubo. Alla fine la sfera è in possesso del Benevento, con Lolo Suazo ad orchestrare il gioco della squadra di casa. Bolognino cerca e trova Arvogno che con un guizzo la tiene in campo e riesce a tornare da Lolo Suazo che serve Iosema. Marchesano poco fa impegnato da Ruggero Lopez, Arvogno, fallo
Il primo di questo match lo ha commesso Kutrupi ai danni di Arvonio e quindi calcio di punizione per il Benevento. Rivediamo la conclusione da parte di Lugero Lopez e la respinta di Marchesano, che si è fatto trovare pronto al primo squillo della Pomezia. Punizione quindi per il Benevento. Sulla sfera ci sono Josema e Lolo Suazo. Titon è entrato ora per questo calcio di punizione in area di rigore solo a Lele Bolognino. Gran colpo d'occhio qui al Palatedeschi. Tante parte Lolo Suazo, Moliterno con l'aiuto del palo esterno. Arriva la correzione dell'arbitro. Rivediamo il mancino di Lolo Suazo, il tocco di Moliterno col palla che dà un bacetto al palo esterno. Altra grande occasione per il Benevento. Calcio d'angolo per gli uomini di Scarpitti. Palla fuori ancora Lolo Suazo, Moliterno respinge, vuole ripartire Raubo, però la palla scivola via. Rimessa per il Benevento, che ha iniziato con un piglio importante questa partita. Lolo Suazo per il movimento di Bolognino che la mette giù, ma viene fermato da Kutrupi. Palla fuori, altra rimessa però dalla parte opposta per il Benevento. 1:26 sul cronometro, 0-0, già 3 occasioni, 2 per il Benevento, 1 per il Pomezia. Non ci stiamo annoiando qui al Palatedeschi. Lolo Suazo, Josema, Bolognino, Arvonio raddoppiato da Raubo. Mateus alla meglio, va via Mateus, poi Lolo Suazo legge le intenzioni del numero 26. I due hanno giocato con il Poso Mursia in momenti diversi. Rimessa per il Benevento, è stato sbagliato questo rilancio. Josema, Bolognino, Josema, Lolo Suazo, scucchiaia, scappa via Josema, elude l'intervento di Lopez e torna da Lele Bolognino, 1 contro 1 con Kutrupi. Ancora Bolognino, Lolo Suazo, Bolognino, ruba palla Kutrupi con l'ausilio di Lopez e quindi Matteus che riorganizza la fase della Fortitudo. Kutrupi, Raubo, Matteus si accentra, francobollato da Lolo Suazo, in buca per Lopez, calcia, fiammata del numero 9, palla sul fondo, arriva anche il primo cambio, entra in campo Fabinho che quindi fa il suo debutto al Palatedeschi dopo aver esordito con la maglia giallorossa venerdì scorso contro la Sandro Abate. Tanto Josema si complica un po' la vita, poi esce bene ma non riesce a trovare Fabinho e la palla arriva a Moliterno che fa ripartire Matteus. Raubo, Kutrupi, avanza, doppio passo, lotta con Bolognino. Intanto esce Bolognino al posto per far posto a Titon, autore della doppietta decisiva nel turno infrasettimanale della 13ª giornata. Intanto il lancio per Titon lungo da parte di Josema, pronti 4 cambi per Angelini. Gattarelli, occhio, Bueno che non riesce a servire Lopez, che poi ora completa il cambio con Dudu. Lolo Suazo, sbaglia qui Josema. Eccolo qui, Tiaghigno, è arrivato anche la conferma dal collega amico Alessandro Bellardini. Tiaghigno in avanti per Gattarelli che riesce a tenerla in campo ma regala palla a Josema. Occhio
a Fabinho, ancora Josema, carica il mancino, poi sterza sul destro, scivola Gattarelli, la sfera è per Lolo Suazo, calcia col destro, cercava Fabinho sul secondo palo, Gattarelli legge tutto, intercetta il passaggio del 93. Titon entra in area, viene fermato da Bueno, calcio d'angolo per il Benevento con Lolo Suazo pronto alla battuta. Calcia Josema col destro, fuori. Ci ha provato l'ex Sandro Abate alla sua prima esperienza in Italia, entrato alla grandissima nei dettami tattici di Fausto Scarpetti, praticamente alla sua quarta partita. Dudu, Gattarelli, fallo da parte di Colletta su Dudu, arriva il primo fischio per il Benevento al quinto minuto, calcio di punizione in posizione decentrata per il Pomezia. Poi Colletta ha lasciato il posto a De Crescenzo. Bueno, a spazio Dudu, bravo Marchesano in spaccata a leggere questa situazione con Lopez che era entrato per questo calcio di punizione, poi è rientrato ora Daniele Gattarelli. Attenzione alla traversa di Tiaguinho con il tiro deviato che aveva beffato Marchesano, salvato dal montante. Rivediamo il mancino, la deviazione di Fabinho che aveva messo fuori gioco Marchesano. Pomezia ad un passo dal vantaggio al quinto minuto. Occhio a Gattarelli, poi Bueno ricomincia da Moliterno. Ancora Gattarelli, Dudu, fa correre Gattarelli, passaggio lungo da parte di Dudu, palla che esce, rientra ora Tommaso Colletta al posto di Josema, rimasto in campo anche De Crescenzo, quindi Colletta, rischia qui Colletta, si salva Marchesano che riceve anche un colpo ovviamente involontario da Tiaguinho. Ha rischiato qui Colletta. Gattarelli pressato da Fabinho, esce bene il numero 4, ancora Tiaguinho che da solo contro De Crescenzo, calcia col mancino, palla sul fondo, chance per il numero 10. De Crescenzo, Colletta, il mancino, respinge Moliterno. Rimessa per il Benevento, già battuta. Lolo Suazo riesce a trovare Fabinho che scambia, calcia il numero 10 addosso a Gattarelli che ha capito le intenzioni dello spagnolo. Rimessa Benevento. De Crescenzo, Titon, De Crescenzo recupera palla il Pomezia, riesce in qualche modo Titon a recuperare la sfera, trattenuto da Bueno, fallo del numero 11 del Pomezia, calcio di punizione per il Benevento. C'è un'intesa tra i due giocatori, entra Lolo Suazo per sfruttare al meglio questo calcio piazzato. Campionato che osserverà un turno di riposo per il debutto ufficiale della nazionale di Samperi che il 30 gennaio affronterà la Bielorussia a Catania e poi la Finlandia in trasferta. Attenzione a Titon, campionato che tornerà il 7 febbraio, nel weekend del 7-8 febbraio. Sarà un febbraio ricco di impegni con ben 2 turni infrasettimanali. Lolo Suazo addosso a Gattarelli,
Palla deviata da Tiaghigno, riparte Cutrupi in orizzontale da Gattarelli che ha un po' di spazio, perde un tempo di gioco, lo rimonta Fabinho. Rimessa per il Pomezia mentre stiamo per entrare nell'8° minuto di questo primo tempo. 0-0 tra Benevento e Pomezia. Lopez, Raubo, Cutrupi, Raubo, Lopez, 1-2, va via Raubo che non sbaglia, chiude il triangolo e sblocca il punteggio. Il Pomezia in vantaggio all'8° minuto con la rete di Raubo. Grande azione del numero 18 che ha chiuso il triangolo con Lopez, brucia De Crescenzo e batte Marchesano per il vantaggio della Fortitudo Pomezia. Qui al Pala Tedeschi si rompe l'equilibrio. Fabinho lotta, la palla esce. Altra rimessa per il Benevento, 12:31 da giocare, poco fa lo 0-1 di Raubo. Titon non si intende con Fabinho, ma che si spegne sul fondo, rimessa per Molitierno. Lancio di Molitierno con le mani, Marchesano anticipa Ruggero Lopez. Sbaglia qui Cutrupi, cercava Lopez. Rimessa dal fondo, Marchesano batte Josema, Lolo Suazo, Titon, Josema, sbaglia Titon, non si capisce con Lolo Suazo. Matteus, Raubo che ha sbloccato il punteggio poco fa, Cutrupi, Raubo, Josema, Arvonio, Titon. Passaggio intercettato da Lopez che tenta di ripartire, elude l'intervento di Lolo Suazo, poi arriva il fallo di Titon. Fallo numero 2 per il Benevento. Poi Titon lascia il posto a Lorenzo Guerra. Calcio di punizione in una posizione molto appetibile per i tiratori di Ciccio Angelini. Infatti entra Bueno. Rivediamo la giocata di Lopez che ha prima eluso l'intervento di Lolo Suazo, ha saltato Titon che lo ha steso. Punizione, 4 falli, 2 per parte in questi primi 8:24 in archivio. Poco meno di un minuto fa lo 0-1 di Raubo. Indicazioni di Ciccio Angelini. Quadrato anche Fausto Scarpitti. Parte Matteus, è uno schema, calcia Lopez, Murato. Riparte Lolo Suazo. Triplicato, palla che esce. Matteus. Cutrupi di prima. Va da Lopez che duella con Josema. Lopez riesce a servire Raubo, tiro strozzato, ma c'è stata una deviazione secondo l'arbitro e quindi sarà calcio d'angolo per il Pomezia. Non è stato strozzato il destro di Raubo, bensì deviato. Palla fuori, calcia Cutrupi, addosso ad Arvonio. Palla che si impegna
Moliterno, scucchiaia per Matteus che la tira in campo con un guizzo. Occhio a questa transizione, ha spazio il 26. Marchesano con i pugni dice di no. È stato bravo lo spagnolo a tenerla in campo, l'ex giocatore del Pozzo. Ha calciato una sassata alle parti di Marchesano. Intanto questo passaggio ora sbagliato di Matteus. Time out per Fausto Scarpitti, che vuole un po' riordinare le idee. Ovviamente ne approfitta anche Angelini, sicuramente soddisfatto di questo inizio. In avvio due clamorose occasioni per il Benevento, una per Bolognino e poi per Lolo Suaz su calcio di punizione. Poi pian piano la squadra di Angelini ha alzato il baricentro, ha trovato l'1-0. Stavamo dicendo che ci sono 4 squadre per 2 posti per le Final 8 di Jesi, con già 6 qualificate: Meta, Napoli, Feldi e Cositi, Genzano, Roma 1927 e delle 84. Sono in corsa Pomezia, Came, Sandro Abate e Sala Consilina. Came che ospita la Roma, Pomezia impegnato qui a Benevento, Sala Consilina che affronta in casa le Così di Genzano. Sandro Abate invece di scena a Pesaro contro l'Ital Service. Qui intanto Lolo Suazo non si fida. Lopez tenta la giocata, poi Guerra legge tutto, spazza fuori. Rimessa per la squadra ospite. Raubo. Qui si complica un po' la vita Raubo sull'attacco di Arvonio. Rimessa a Benevento. Josema. Lolo Suazo. Guerra. Lolo Suazo cerca l'apertura, capisce tutto Cutrupi. Riparte Ruggero Lopez. Occhio a Matteus che torna dal numero 9 in estirata, capisce tutto Arvonio. Calcio d'angolo per il Pomezia. Cutrupi. Lopez, Marchesano, miracolo sul tentativo del numero 9. Ad un passo dal 2-0 il Pomezia. Rivediamo la grande giocata di Lopez e la grande risposta di Marchesano, che si arrabbia tanto con i suoi. Intercetta Arvonio, che poi cercava la deviazione di Matteus, che con esperienza si è spostato. E quindi palla che è uscita fuori senza deviazioni. Rimessa Pomezia in zona d'attacco. Siamo entrati nella seconda parte del primo tempo. Ancora Lopez con un sinistro violento e preciso. Palla che fa la barba al palo. Lolo Suazo. Guerra. Josema. Rischia un po' sull'attacco di Lopez. Gran partita fin qui del numero 9. Titon.
Sbaglia quel tocco per Josema. Riparte Matteus. Entra anche Dudu. Eccolo qui, numero 30, che gioca per Kutrupi. Ancora Dudu. Lopez. Raubo. Kutrupi. Tenta la giocata, perde il duello con Lorenzo Guerra. Poi viene fermato lo Suazo da Dudu. Sterzata di Raubo. Occhio con 3 contro 2. Palla ancora per Dudu. Raubo addossa a Guerra. Riparte Titon dopo l'appoggio di Lolo Suazo. Sovrapposizione di Josema. Poi Titon va da Lolo Suazo che ha frenato la sua corsa. Occasione potenziale sprecata dal Benevento. Dudu. Moliterno, lancio lungo. Volonnino in anticipo. Riparte il numero 14 che serve Josema. E quindi Lolo Suazo. Ancora Josema. Volonnino. Tocco di Bueno, rimessa per il Benevento. Josema. Lolo Suazo. Volonnino. Titon di testa. Ancora Lolo Suazo. Titon perde il duello con Bueno che recupera la sfera, retra, giostra la sfera e poi serve Gattarelli. Tiaghigno. Sollecitato anche Moliterno. Dudu. Ottima giocata di Dudu tra le linee. Palla per Gattarelli. Ancora Dudu. Che va via Dudu, 1-2, gran gol del Pomezia con la rete di Dudu. Grande fraseggio della squadra di Angelini che praticamente entra con la palla in porta. Arriva il raddoppio al tramonto del 13°. Rivediamo. Questa è la parte finale con la giocata di Dudu che scambia con Bueno, ma l'azione parte molto da lontano. Alla fine Dudu fa 2-0. Lolo Suazo. Volonnino, De Crescenzo. Volonnino sbaglia. Attenzione a Tiaghigno, calcia addosso a De Crescenzo. Ci prova Bueno, calcia male il numero 11. Lolo Suazo. Titon. Va via Titon, addosso a Moliterno. Corner per il Benevento che cerca di reagire a questo 1-2 del Pomezia. Volonnino manca appuntamento con la sfera. Rimessa per il Pomezia. Dudu. Ancora Bueno che salta De Crescenzo, palo di Bueno. Pomezia ad un passo dal 3-0. Volonnino. Fabinho fa correre Titon, capisce tutto Gattarelli, ma c'è il fallo di Dudu su Fabinho. Fallo numero 3 per la squadra ospite. Volonnino. De Crescenzo. Ancora Volonnino, mette giù con la spalla. Serve Titon. Fabinho. Volonnino. Titon. Fabinho. De Crescenzo. Fabinho. Lascia De Crescenzo che lotta. Ma torna da Marchesano. Lancio lungo, colpo di testa di Gattarelli, ma c'è il fallo di Fabinho che si è aiutato spingendo. Gattarelli, fallo numero 3 anche per il Benevento.
Batte subito Tiaghigno. Dudu. Gattarelli. Tiaghigno. Dudu. Palla in avanti, Gattarelli in estirada, Marchesano distinto. Pomezia ancora vicino al tris. Rivediamo Gattarelli che ci è arrivato bene su questa sfera. Marchesano attento sul primo palo. Palla fuori, 1-2, addosso a Fabinho il tentativo di Tiaghigno. Ancora il numero 10. Gattarelli, Dudu, Tiaghigno, Dudu, sollecita Molitirno che si allarga pronto al lancio che arriva. Sbaglia però questa volta Francesco Molitirno, portiere di assoluta esperienza, grande spessore. Attenzione qui a Matteus che legge e recupera palla. Bueno. Matteus. Raubo. De Crescenzo questa volta legge, anticipa Kutrupi. Si alza la sfera al numero 6 che però non riesce a rilanciare. La palla è uscita, rimessa in zona d'attacco per il Pomezia. 4:40 dal termine del primo tempo. Controfallo, la rimessa passa al Benevento. Titon, Josema, Bolognino. Fabinho fa correre Titon. Appoggio sbagliato, rimessa Pomezia, un po' di confusione in casa Benevento che ha accusato tanto l'1-2 del Pomezia. La squadra di Scarpitti non riesce più a rendersi pericolosa dalle parti di Molitirno. Lopez. Ripulisce la sfera e quindi Matteus. Raubo, Lopez, Bolognino, mette fuori. Ci prova Raubo che trova la deviazione di Lolo Suazo. Lotta Bolognino, palla che resta lì, occhio a Raubo che fa 3-0. Arriva la doppietta del numero 18 che ha rubato palla e ha trafitto Marchesano. Rivediamo il destro del numero 18 che ha incrociato benissimo. Lolo Suazo, Titon, si scontrano quasi Matteus e Kutrupi. La palla arriva a Molitirno che lancia a lungo. Josema legge bene e riparte. La palla non è uscita, va via Josema che calcia e segna. Josema che fa 3-1, accorcia subito il Benevento con la seconda rete con la maglia del Benevento per Josema. Rivediamo il numero 3 che ha calciato benissimo, se l'è preparata, l'ha tenuta in campo e ha battuto Molitirno. Benevento che accorcia subito le distanze.
Matteus, Raubo, Cutrupi, Raubo in avanti, Lopez fa correre Cutrupi, sterzata del numero 10, sbaglia il tocco, riparte Josema. Lolo Suazo non riesce a trovare Arvonio, contropiede Pomezia, occhio a Cutrupi, Murato, quindi Arvonio guadagna una rimessa dal fondo, riparte Titon che non salta, Matteus calcia, esterno della rete, una sassata del numero 26. Colletta, Josema sbaglia, appoggio per Colletta, era un po' complicato servirlo, era anche complicato per Colletta giocarla. Rimessa Pomezia, 2:30 termine di questo primo tempo ricco di emozioni e di gol. Tiaghigno, Gattarelli fa correre Bueno che non riesce ad agganciare. Lolo Suazo, Colletta, Lolo Suazo, ancora il 93. Colletta, Lolo Suazo, sterza, calcia col mancino, voleva una deviazione che non è arrivata. Siamo già dalla parte opposta, attenzione a Dudu, Bueno, i due scambiano, si salva Josema, Pomezia vicinissimo al 4-1. Dudu, Gattarelli, palla sulla faccia di Josema, Dudu, va via Tiaghigno che salta Arvonio, fallo nel numero 17 sul 10 maglia bianca, quarto fallo per il Benevento. Siamo entrati nell'ultimo giro di lancette di questo primo tempo molto emozionante, siamo sull'1-3 in favore della Pomezia. Gattarelli, Tiaghigno, esterno, intercetta Josema, Gattarelli, respinge Marchesano, Gattarelli, Dudu, salta Lolo Suazo, Tiaghigno se la porta sul destro, rimpalli vari e poi fallo di Lolo Suazo, quinto fallo. Deve fare attenzione Lolo Suazo perché è diffidato, è uno dei 4 diffidati in campo. Lolo Suazo e De Crescenzo da una parte, Mentasti, Gattarelli dall'altra. Time out per Ciccio Angilini che vuole sfruttare
questa palla inattiva. Rivediamo qua che si è salvato il Benevento sul tentativo di Dudu ad un passo dal 4-1. La squadra ospite che dopo, come abbiamo raccontato, un inizio complicato, 2 occasioni per il Benevento, ha iniziato ad alzare i baricentro e a mettere molto in difficoltà la squadra di Scarpitti. Oltre alle 3 reti ci sono anche 2 montanti, uno di Gattarelle e uno di Bueno. ...17 secondi, calcio di punizione. Dudu, palla fuori, Bueno addosso a Fabinho. All'indietro ora da Moliterno che serve Dudu, che ha un po' di spazio. Lopez, 5 secondi. Torna da Tiaghigno, palla per Dudu. Si va a riposo con il Pomezia avanti 3-1 sulla Benevento. La sbloccata Raubo, doppietta del numero 18 intervallata dal gol di Dudu e poi ha accorciato le distanze Josema. Noi ci prendiamo una pausa, ci risentiamo tra poco sempre in diretta sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5 qui dal Pala Tedeschi di Benevento.
Tutto pronto per il secondo tempo, le squadre sono rientrate in campo, si ripartirà dal 3-1 in favore della Pomezia. Riprende il gioco Bolognino, Josema, Arbonio, Lolo Suazo, Josema, giocata, va via il numero 3, non c'è fallo da parte di Tiaghigno, rimessa per il Pomezia, battuta, Bueno, Tiaghigno, Dudu, ancora Bueno, Gattarelli, Lolo Suazo che lascia scorrere, palla per Marchesano, quella che passa, intervento regolare di Gattarelli su Bolognino che voleva il calcio di punizione. Tiaghigno, Bueno, Dudu, autore del 2-0, una grande azione del Pomezia, Corale, Tiaghigno, qui Lolo Suazo rischia sull'attacco di Gattarelli, poi riesce a cavarsela con un guizzo. Bolognino rientra sul destro, ancora il 14 che non riesce a servire Arbonio, ma va da Bolognino, da Lolo Suazo che torna appunto da Bolognino che sbaglia, occhio a Gattarelli sul fondo, grande giocata del numero 4, se l'è portata sul sinistro. Rivediamo la sterzata del 4, ha calciato forte, palla più nulla sul fondo. Lolo Suazo, la sfera arriva a Josema che perde il duello con Bueno, siamo già dalla parte opposta. Tiaghigno, non c'è fallo di Arbonio, rimessa per il Benevento. Bolognino, Arbonio, fallo di Dudu. Josema, Lolo Suazo, Murato, Bolognino, Josema, Marchesano, con i pugni con il Moliterno che anticipa tutti. Giocata qui di Tiaghigno che torna da Dudu. Bueno, salta Lolo Suazo, Marchesano in anticipo e non bada allo spettacolo, spazza via. Credo sia rimessa dal fondo per Moliterno, vediamo. Anzi no, rimessa laterale, uscita anche prima del centrocampo. Lopez gira, calcia sul fondo, immarcabile questa sera il numero 9, sta facendo una grande partita. Lolo Suazo, Bolognino, Josema, ancora il numero 3, Bolognino. Non si intendono Josema e Bolognino. Bolognino che lascia il posto a Colletta.
Le rotazioni di Scarpetti sono usciti Scitao e Ramon. Scitao che non è stato neanche convocato, e anche Stigliano. Cutrupi, Raubo, Matteus, Lopez, Raubo, Cutrupi, fallo di Lopez che ha trattenuto la palla a terra. Iosema, passaggio complicato, Matteus in anticipo. Cutrupi, Lopez lascia Cutrupi, che per il destro, non preciso. Tentativo del numero 16. Lancio di Marchesano, colpo di testa che non arriva da parte di Fabinho. Cutrupi, Matteus, intercetta Colletta, calcio d'angolo per il Pomezia. Ritmi un po' più bassi rispetto al primo tempo. Matteus, ancora il numero 26, intercetta Lolo Suazo, che ha un po' di spazio. Colletta, ancora il 93, che perde il contatto visivo con la sfera. Rimessa Pomezia, rientra Titon. Matteus, Cutrupi, ancora Lopez che sbuca alle spalle di Colletta. Matteus, Cutrupi, Lopez lascia a Raubo. Lopez all'indietro da Moditirno. Lancio in avanti, colpo di testa di Lolo Suazo che cerca e trova Titon, che vince il duello con Raubo, calcia col destro sul fondo, ci ha provato subito il numero 10. Sta conclusione che è finita lontano però dalla porta difesa. Da Molitirno. Siamo già dalla parte opposta. Cutrupi, Matteus di prima, Raubo, Lopez, mismatch fisico con Colletta, la palla torna a Raubo, ancora Lopez che cerca Raubo, alla fine viene fermato in qualche modo. Rimessa Pomezia in zona d'attacco, 14 minuti da giocare. Raubo non ha visto partire. Passaggio di Matteus. Col tacco Colletta. Mette fuori. Girandola di cambi per Angelini, rientrano Tiaghigno, Bueno, Gattarelli. Eccolo qui, il numero 4 era in possesso. Sua l'unica occasione reale di questa ripresa. Tiaghigno, Dudu, Bueno, va via Bueno.
Colletta in avanti, spazza via sulla pressione molto positiva della Pomezia. Questa fase del gioco. Bueno. Dudu. Fallo di Fabinho su Gattarelli. Primo fallo per il Benevento in questa ripresa. Fabinho che lascia il posto a Guerra. Bueno. Fa correre ancora Gattarelli che si inserisce alle spalle di Titon. Apre il destro. Palla fuori. Bolognino. Pressione di Bueno. Serve Titon che si accentra. Colletta. Fa correre Bolognino. Viene rimontato da Bueno che poi col corpo ostacola Bolognino. Rimessa per il Pomezia. Bolognino in anticipo. Colletta. Tenta la sterzata. Capisce Bueno. Titon. Colletta. Marchesano mette giù Bolognino col petto. Gattarelli rimonta e la mette fuori. Rimessa a Benevento. Come abbiamo già detto, ritmi non altissimi, tante occasioni in questa ripresa. Tanto power play per Scarpitti. Intanto viene ammonito Guerra perché praticamente il Benevento era in 6. Non si hanno reso conto del cambio. Cartellino giallo per Guerra e credo che la palla passi al Pomezia. Bueno. Mentasti. Il suo primo pallone Marchesano. Lancia in avanti, troppo lungo per Bolognino. La fa sua Molitierno che a sua volta cerca Dudu. Lo Suazo alleggerisce per Marchesano. De Crescenzo lotta con Mentasti. Occhio che Benevento ha fatto ora il cambio, ha rischiato tantissimo la squadra di Scarpetti e ora si risistema col 5 contro 4. Lolo Suazo, Fabinho, Bolognino, Lolo Suazo, Fabinho, Lolo Suazo, De Crescenzo, Fabinho, Bolognino, Fabinho, Lolo Suazo per Bolognino che la mette giù. Voleva servire De Crescenzo anche in caduta, è riuscito a metterla al centro. Matteus spazza in avanti per Marchesano che lascia nuovamente il posto a Fabinho. Riparte il Benevento col 5 contro 4 a 10 e 40 dal termine. Bolognino,
Lolo Suazo, Volonnino, Fabinho lascia Titon, scusate, Moliterno legge e respinge. Ancora Benevento, Lolo Suazo, Volonnino, Lolo Suazo, passaggio complicato, palla per Volonnino, Fabinho, Lolo Suazo, Fabinho, Lolo Suazo calcia male, palla fuori. Siamo entrati nell'ultimo quarto di gara, ci sta provando il Benevento, se la giocherà con il power play. Altra girandola di cambi per Angelini, che ovviamente difenderà il 5 contro 4 con alcuni uomini, quando occhio intanto a Lolo Suazo che calcia col sinistro sul fondo. Marchesano lascia scorrere, rientra Fabinho, altro 5 contro 4, 9:38 al termine, ora 37. Josema, cambiato un interprete nel 5 contro 4 di Scarpitti, quello qui Josema, l'autore del 3-1. Fabinho, Titon, De Crescenzo lotta e torna da Lolo Suazo. Fabinho, Josema, Fabinho lascia spazi il Pomezia, Lolo Suazo, Fabinho calcia col destro, palla deviata, calcio d'angolo per il Benevento che non molla. Titon, Fabinho, Lolo Suazo, forte non preciso il passaggio per Titon. Si è fatto anche male Lolo Suazo in questa circostanza, zoppica uscendo. Moliterno, lancio lungo per Lopez che lotta con Josema, passaggio arretrato per Bueno. Dudu intercetta De Crescenzo per un attimo. Bueno, passaggio lungo per Marchesano e la fa sua. Lancio lungo a sua volta, non riesce ad innescare Titon, molta imprecisione nei passaggi. Moliterno cerca e trova Lopez. Bueno tenta il tacco sulla pressione di Guerra, mette fuori il giocatore del Pomezia. Intanto rientra Fabinho insieme a Volonnino, quindi Lolo Suazo non riesce a rientrare in campo. Vediamo se ha avuto qualche problema muscolare. Volonnino, Josema, Fabinho, Josema, Volonnino, Josema, Fabinho, Josema, Volonnino, Josema col destro, palo, occasione per il Benevento. Mentasti saggi in avanti, riparte il Benevento, si scalda il palla Tedeschi, De Crescenzo 1-2, la palla arriva a Titon sul fondo, dato l'effetto ottico del gol, ma la palla si è spenta sull'esterno della rete. È stato in campo anche Cutrignelli, il numero 17. Dudu, due occasioni per il Benevento di accorciare sul 2-3, prima il palo di Josema, ora l'occasione per Titon. Lancio intanto per Cutrignelli, legge bene Josema, ma c'è Cutrupi che elude l'intervento di De Crescenzo. Mentasti, Cutrignelli sbaglia il controllo.
Fabinho. Josema, Fabinho. Titon. Bolognino. Josema. Perde un tempo di gioco, occhio alla pressione di Mentasti. Josema dello sterzare, si porta la palla fuori. Rimessa Pomezia, rientra Marchesano. 6:28 da giocare. Stringe i denti Lolo Suazo. Una fasciatura, come possiamo vedere, alla gamba sinistra. Occhio a Lopez che calcia addosso a Marchesano. Rivediamo intanto l'occasione per Titon. Occhio, eccolo qui il numero 10 che recupera palla. Fallo di Bueno che viene ammonito. Fallo tattico dell'ex giocatore del Mantova con Titon lanciato in porta. Intanto ammonito Lolo Suazo che era diffidato. E quindi salterà il prossimo impegno della Benevento alla ripresa dei giochi, quando qui al Pala Tedesca arriverà l'84. Time out per Scarpitti che vuole sfruttare al meglio questo 5 contro 4. Munizione pesante per Lolo Suazo, che come all'andata, perché lo spagnolo non ha giocato neanche la gara d'andata perché è squalificato. Rivediamo intanto l'intervento di Bueno, con esperienza ha fermato la corsa di Titon e si è preso il giallo. Rivediamo qui il giallo a Bueno. Punizione quindi Josema sulla sfera. In corsa lunga del numero 3 che parte. Titon cercava Lolo Suazo, la palla torna a Josema. Ancora Titon. Lolo Suazo. Palla al centro, mette fuori Matteus. Poi Guerra, serve Josema. Si risistema sia il Benevento che il Pomezia. Power play, 5:48 al termine. Josema. Lolo Suazo, Josema. Ancora Josema, la palla era per Fabinho, occhio che la porta è vuota, ci prova Cutruppi. Palla alta, match point per il Pomezia, mettere in ghiaccio la partita. Tanto rientra Fabinho al posto di Marchesano, siamo di nuovo dalla parte opposta, Tratora Bolognino. Josema, Bolognino, Josema, Lolo Suazo, Josema, Bolognino, Fabinho,
Pressione di Cotrupi su Bolognino, la palla è uscita, l'ultimo tocco è stato di Bolognino. Rimessa Pomezia, 5-7, termine della gara. Ora rimesse per il Benevento, che rientra con Fabinho col 5 contro 4. Fabinho, Bolognino, Lolo Suazo, Fabinho, Titon, passaggio arretrato che rischia quasi l'autorete. Riparte Bolognino, 4:38 da giocare. Bolognino, Lolo, Bolognino, ancora Lolo, Josema, Lolo Suazo, Bolognino, calcia Josema, alto, sopra la traversa. Ci sta provando il Benevento, anche se il Pomezia non concede tantissimo. Intanto c'è un problema a Lolo Suazo con Moliterno che si sincera delle condizioni dello spagnolo, che esce tra gli applausi del Pala Tedeschi. Problema muscolare, come abbiamo già raccontato ad inizio ripresa. Moliterno, il Benevento che ha già restituito palla al Pomezia. Cutrupi, Raubo, sulla pressione di De Crescenzo la mette fuori, quindi rientra Fabinho. Fabinho, Josema, Bolognino, Fabinho, Titon, Josema, passaggio intercettato, sarà rimessa laterale in zona d'attacco, quasi calcio d'angolo. Batte Titon, Josema, Fabinho, calcia Josema, deviato, altro calcio d'angolo per la squadra di Scarpitti, che ci sta provando fino alla fine. Bolognino, De Crescenzo, Josema, attenzione a Bolognino che non riesce a calciare, alla fine la fa sua Moliterno, che con un guizzo ha strappato la palla a Bolognino. Intanto lancio lungo, sarà calcio d'angolo perché c'è stato un tocco di Josema, quindi è dovuto rientrare Marchesano e Cutrupi riparte da Dudu. Ultimi 180 secondi di questa gara, con il Pomezia sempre più vicino alle Final 8 di Coppa Italia, ed una vittoria che allungherebbe ulteriormente la striscia positiva di risultati. Josema, Fabinho, Josema, Bolognino, Josema, Fabinho, Josema, De Crescenzo, Josema, Titon, Bolognino, cerca spazi il Benevento, la palla è per Titon, alla fine Fabinho con un guizzo riesce a tenerla. Bolognino in buca ma intercetta Dudu, occhio che la porta è vuota, calcia Bueno male, anzi era Cutrignelli. Rimessa laterale per il Benevento. Titon, Fabinho, Titon carica il destro addosso a Cutrignelli, per lotta con De Crescenzo,
La palla, occhio che gira, corre Titon, ma la sfera è sul fondo. Rimessa con Fabinho che fa subito correre Titon. Josema. Titon, Josema. Fabinho. Bolonnino addosso a Dudu. Josema. Bolonnino non riesce ad imbucare per Titon. Ottima la lettura difensiva di Dudu. Fabinho. Josema dalla distanza. Palla fuori. Siamo ormai al tramonto del match. 67 secondi separano. Attenzione qui a Lopez che si gira e calcia. Josema. Calcia Bolonnino col petto Molitierno, poi Dudu. La palla gira. Termina fuori. Di un nulla. E quindi Josema. Fabinho. Bolonnino. Fabinho addosso a Molitierno. La palla resta lì. Ancora Fabinho. Josema sterza. Torna da Fabinho e De Crescenzo si divora davanti alla porta il gol del 3-2. A 32 secondi dal termine rivediamo questa azione insistita del Benevento. Fabinho pesca De Crescenzo, ci arriva un po' male. Attenzione a Lopez col destro sul fondo. Subito un'occasione per il Pomezia. 23 secondi. Serve un'impresa al Benevento. Titon. Bolonnino, De Crescenzo, ancora Bolonnino. Allarga per Josema addosso a Cutrignelli. Sei secondi. Bolonnino. Palla per De Crescenzo che non ci arriva. Siamo al tramonto. Si abbracciano lo staff e i giocatori del Pomezia che grazie a questo successo staccano il pass per le Final 8 di Jesi. La partita finisce qui. La Fortitudo Pomezia espugna il Palatedeschi per 3-1 grazie alla doppietta di Raubo e al gol di Dudu, tutti nel primo tempo. Sale a 24 punti in classifica, allunga la striscia positiva di risultati e stacca il pass per la Kermesse di Jesi. La squadra di Angelini vola alle Final 8 di Coppa Italia. Stop invece per il Benevento che torna a perdere in casa. Non è bastata la rete di Josema alla squadra di Scarpitti per accendere le speranze di rimonta. Noi ci salutiamo qui, ci diamo appuntamento a venerdì 7 febbraio dopo la sosta, quando qui al Palatedeschi arriverà l'L84 Torino. Buona serata.